La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento senza indagati iscritti a registro, mentre è stata posta sotto sequestro giudiziario l'intera area in cui hanno perso la vita Saad Abdul Mustafa Ziad di 21 anni e Sayed Abdelnab Ahmad Mahmoud di 39, i due operai egiziani morti per l'esalazione del gas. Secondo i rilievi tecnici condotti dallo SPISAL, dall'ULSS e dei Vigili del Fuoco del nucleo operativo NBCR, nella fossa sarebbe stata rilevata presenza di idrogeno solforato, un gas tossico letale anche a bassa concentrazione. La Procura sta ora esaminando diversi aspetti della tragedia. Il primo, la regolarità dei contratti di lavoro, dato che i due operai erano sì titolari di permesso di soggiorno, sebbene provvisorio del maggio scorso, ma risultavano a tutti gli effetti privi di contratto e lavoravano in nero. Il secondo aspetto, non meno rilevante, riguarda la mancanza dei dispositivi di protezione individuale. Durante le operazioni nella fossa biologica, i due operai non indossavano né mascherine né adeguati sistemi di protezione e non erano inoltre operai specializzati per questo tipo di attività. La magistratura ha disposto ora l'autopsia sui due feretri e altri accertamenti tecnico-forensi per stabilire con precisione l'esatta causa della morte e capire inoltre eventuali responsabilità a carico dei committenti dell'incarico, ovvero capire chi abbia incaricato i due operai, anche tramite subappalto, a svolgere i lavori di manutenzione non di loro competenza e che gli sono costati la vita.